La formazione nel settembre del 1943 della Brigata Proletaria, forte di oltre 800 combattenti, rappresenta un fatto di straordinaria rilevanza, unico nella storia nazionale. Da nessuna parte d'Italia, infatti, si costituisce un reparto partigiano di tali dimensioni all'indomani dell'armistizio con gli alleati. La Brigata Proletaria, assieme alle formazioni partigiane slovene, dà vita alla battaglia di Gorizia, la più lunga e intensa battaglia partigiana che ha luogo in Italia nei giorni immediatamente successivi l'8 di settembre. Una battaglia che si protrae per 20 giorni, che tiene in scacco prima una e poi due divisioni tedesche e che viene citata più volte nei bollettini di guerra del comando germanico. La costituzione della Brigata Proletaria e la battaglia partigiana di Gorizia sono due eventi che in Italia possono succedere solo al confine orientale, dove esistono le condizioni perché tali fatti possano avvenire. Innanzitutto perché in varie zone della provincia di Gorizia sono presenti le formazioni partigiane slovene che da quasi 2 anni combattono contro i reparti italiani del 23° Corpo d'Armata e contro i reparti dell'Ispettorato Speciale di Polizia. Nell'Isontino è inoltre attiva un'organizzazione clandestina comunista che, nonostante i numerosi arresti e nonostante i numerosi processi per l'intero ventennio fascista, riesce a mantenere viva una rete di cellule di partito che dal cantiere navale di Monfalcone si collegano con quelle esistenti nelle altre zone della provincia e della Bassa Friulana. Condizioni queste che permettono di costituire già nel marzo del 1943 quella che è stata la prima formazione partigiana della resistenza italiana, il distaccamento Garibaldi, costituito da alcuni ex perseguitati politici antifascisti e da alcuni lavoratori del cantiere di Monfalcone, reparto che opera sul Carso e sul Collio fino all'8 di settembre. La decisione di costituire una formazione partigiana viene presa nella notte fra l'8 e il 9 di settembre, quando, dopo l'annuncio radiofonico dell'armistizio con gli alleati, si riuniscono a Monfalcone i dirigenti comunisti del territorio e decidono per il giorno successivo di far proclamare lo sciopero nelle fabbriche cittadine, di costituire un comitato unitario dei partiti antifascisti, di chiedere ai comandi militari la distribuzione delle armi e di dar vita ad una formazione partigiana per combattere i tedeschi che hanno iniziato ad invadere il paese. Così, la mattina del 9 di settembre, gli operai delle fabbriche monfalconesi scendono in sciopero e danno vita a cortei e a comizi in vari posti della città. Non si riesce però a costituire un comitato dei partiti antifascisti, in quanto non sono presenti né in città né sul territorio altri gruppi politici organizzati ad esclusione del Partito Comunista. Così, di fronte anche al rifiuto del comandante del presidio militare di distribuire le armi ai volontari, l'ex condannato politico Ferdinando Marega, il 10 di settembre, in un comizio che tiene in una affollata piazza a Monfalcone, invita i lavoratori ad armarsi, a salire sul Carso e a unirsi ai partigiani sloveni per combattere i tedeschi. Nel corso della stessa giornata del 10 di settembre vengono recuperate le armi e i materiali abbandonati dai militari, viene dato avvio alla prima azione di guerra con la distruzione degli aerei e degli impianti militari della pista di aviazione di Ronchi dei Legionari e con il camion del cantiere navale di Monfalcone inizia il trasferimento degli uomini e dei mezzi al luogo fissato per il concentramento dei volontari, le cave di Sels. Da Sels la colonna dei volontari raggiunge il paese di Ville Montevecchio, a pochi chilometri da Gorizia, dove il fronte di liberazione sloveno
ha costituito il Comando del Litorale e dove vengono ammassate le armi e i materiali recuperati nei magazzini militari o sottratti ai soldati italiani. Nel corso della notte, fra il 10 e l'11 di settembre, con la collaborazione dei comandanti partigiani sloveni, i dirigenti comunisti che si sono posti alla testa della colonna dei volontari costituiscono la Brigata Proletaria. La formazione viene armata e già nella notte fra l'11 e il 12 di settembre si trasferisce a Gorizia e si schiera a fianco dei partigiani sloveni che sono attestati su un vasto fronte che da nord a sud cinge l'intera città. I partigiani della Brigata Proletaria si schierano nella zona meridionale della città e sulle alture del Monte San Marco e del Monte Grado. Occupano le stazioni ferroviarie di Gorizia e di Valvolciana, distruggono le attrezzature militari e gli aerei del campo di aviazione di Merna e fanno saltare diversi ponti e diversi tratti ferroviari per bloccare le comunicazioni stradali e ferroviarie da e per Trieste. La battaglia partigiana di Gorizia inizia il pomeriggio del 12 di settembre, quando i primi reparti tedeschi entrano in città e attaccano i combattenti della Proletaria che presidiano la stazione centrale. Dopo un intenso combattimento, i partigiani sono costretti a ritirarsi e a prendere posizioni sulle colline circostanti. I tedeschi intanto occupano la città, ma non riescono però a sloggiare le formazioni partigiane che presidiano le colline circostanti, nonostante i quotidiani attacchi contro le postazioni partigiane. Gli scontri proseguono per 15 giorni e la battaglia si trasforma in una guerra di posizione, con i tedeschi che occupano il centro di Gorizia, ma non hanno truppe e forze sufficienti per sloggiare dalle colline i partigiani, che a loro volta non hanno le forze e nemmeno l'obiettivo di occupare la città. È certo che questi 15 giorni di combattimenti permettono alle formazioni partigiane italiane e slovene di organizzarsi, di raccogliere una notevole quantità di rifornimenti e di armi, anche pesanti, prelevate nei magazzini militari o sottratti ai soldati italiani diretti verso casa. La situazione di stallo militare si sblocca quando giungono di rinforzo a Gorizia una seconda divisione e altri reparti motorizzati tedeschi che permettono al comando germanico di dar via all'attacco in forze contro le formazioni partigiane. L'offensiva tedesca prende il via il 25 di settembre e si conclude dopo 5 giorni di combattimenti il 30 di settembre. Le formazioni partigiane contrastano l'avanzata tedesca con imboscate, con brevi combattimenti, ma evitano di impegnarsi in scontri frontali e si ritirano nella selva di Tarnova, secondo i piani previsti. Anche la Brigata Proletaria inizia il ripiegamento ed il 28 di settembre sostiene l'ultimo combattimento nei pressi del villaggio di Ranziano. I reparti si dividono in piccoli gruppi, alcuni si aggregano alle formazioni slovene e si rifugiano nei boschi e sulle montagne del Tarnovano, altri sfilano fra le truppe tedesche e rientrano nei paesi di provenienza. Alla fine della battaglia, la Brigata Proletaria conta oltre un centinaio di caduti e di fatto si scioglie. Ma la storia della formazione non si conclude perché pochi giorni dopo, il 12 di ottobre, alcuni reduci dai combattimenti costituiscono sul Carso il battaglione triestino, che pochi mesi dopo, nell'aprile del 1944, formerà la Brigata Garibaldi Trieste. Diversi combattenti della Proletaria rientrano nei paesi di provenienza e danno vita alla resistenza in pianura. Nei paesi del Monfalconese e della Bassa Friulana si costituiscono i GAP e per iniziativa di Silvio Marcuzzi Montes e di altri combattenti della Proletaria nasce l'Intendenza Partigiana Montes,
che sarà in grado di inviare enormi quantità di armi e di materiali alle formazioni combattenti italiane e slovene del Carso e del Collio, e anche ai partigiani garibaldini osovani che nell'estate del 44 in Carnia e nell'Alto Friuli hanno dato vita alla Repubblica Partigiana. La costituzione della Brigata Proletaria e la battaglia partigiana di Gorizia sono ancora oggi fatti poco noti, se non addirittura completamente sconosciuti a livello nazionale. Fatti di cui anche gli storici si sono occupati poco e in modo superficiale. La costituzione della Brigata Proletaria e la battaglia partigiana di Gorizia sono stati invece eventi unici, di straordinaria importanza nazionale, che invece dovrebbero essere studiati e riportati con il dovuto rilievo nei libri di storia, accanto agli altri episodi importanti della prima resistenza italiana.